danni nella Marca dopo l'ondata di maltempo di ieri pomeriggio. Nuova allerta meteo su tutto il Veneto. Fino a domani sera l'allarme è giallo per forti temporali, previsti fenomeni intensi. E proprio a causa delle piogge delle scorse ore un gruppo di 22 boy scout è rimasto bloccato tra i boschi di Vigo di Cadore. Intervento al buio per gli uomini del soccorso alpino. La comitiva è stata tratta in salvo. 4 persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta nell'inchiesta della Finanza sul fallimento dell'hotel Auronzo, storica sede del Ritiro della Lazio. Scoperto un sistema di fatture gonfiate. Dolore a Sant'Andrea di Campodarsego per la morte di Gianna Miozzo, morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in bici. In segno di lutto sospesi i fuochi d'artificio. La mattanza di Amine Gara Rovigo, il 23enne tunisino sarebbe stato ucciso per vendetta. 5 i giovani pakistani fermati. La ragazza è responsabile di aver organizzato una vera e propria spedizione punitiva al ragazzo di un paio di rapine ai danni di minorenne e 2 i 19enni per cui il Tribunale di Padova ha chiesto il processo. Buone notizie per un luogo simbolo di Bassano del Veneto. Palazzo Chigi mette nero su bianco l'intenzione di avviare i lavori di sistemazione del Tempio Ossario. Finalmente siamo stati ascoltati, dice il sindaco Finco. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Mentre in provincia di Treviso continua la conta dei danni, una nuova ondata di maltempo è attesa in Veneto. La Protezione Civile ha infatti rinnovato l'allerta gialla fino alle 20 di domani sera, sabato 26 luglio. Su gran parte della regione sono attesi temporali lungo tutta la giornata di domani, con rischio idrogeologico su tutti i bacini, dall'Alto Piave al Livenza Tagliamento. C'è la possibilità di fenomeni intensi localizzati, sono stati quindi allertati tutti i comuni. Intanto a Conegliano il sindaco Fabio Chies chiederà lo stato di calamità dopo la tromba d'aria che ha devastato parte dell'Alta Marca ieri pomeriggio. Sentiamo. Oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato tutta la parte nord della provincia. 13 mezzi e oltre 40 operatori in campo, anche nella mattinata, mentre ancora continuava a cadere la pioggia. A Treviso ancora forte pioggia ma pochi danni, cancellato solo il concerto di Pupo a Suoni di Marca. E il sindaco di Conegliano Fabio Chies è pronto a chiedere lo stato di calamità. Ma assolutamente sì, stiamo verificando con i nostri uffici l'entità dei danni. Tra l'altro ringrazio Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari perché in mezza giornata avevano ripulito le strade della nostra città. È stato 20 minuti di assoluta follia, c'era un vento incredibile, sono sradicati alberi a cui avevamo già fatto l'esame fitologico, per cui è stato un evento assolutamente al di sopra della normalità. Il problema è che iniziano a succedere sempre di più, per cui adesso verificheremo ancora le situazioni perché non possiamo permetterci che ci siano momenti di difficoltà. Tra l'altro va anche la mia solidarietà a tutti i comuni intorno. Ho visto situazioni drammatiche, esondazioni, per cui mi sento anche di dare la solidarietà a tutti i sindaci che hanno avuto problemi anche più gravi di quelli che abbiamo avuto noi. Alberi sradicati un po' ovunque a Conegliano e in via del lavoro un intervento su una lamiera e una grondaia pericolante ha rimesso in sicurezza un'abitazione, ma il lavoro da fare resta molto. Abbiamo visto anche che opere importanti come i bacini di eliminazione di Parea hanno evitato che finissero sott'acqua le case, però questo non ci basta, dobbiamo assolutamente fare in modo che anche le alberature siano in sicurezza. Alberi che a Conegliano sono tutti monitorati, ma pur essendo sani non sono in grado di resistere ad ondate violente come quella appena passata. Parlavamo con gli agronomi, una cosa è lo screening normale che viene fatto, che dimostra che la pianta è sana, che la pianta può resistere a eventi normali, però eventi di questo tipo qua purtroppo non possono resistere e arrivano improvvisamente, che non permette neanche ai cittadini tante volte di mettersi in sicurezza, per cui stiamo anche rivedendo il piano di protezione civile, perché le cose è meglio prevenire che curarle. Fenomeni sempre più frequenti, quelli a cui stiamo assistendo e con i quali si dovrà fare i conti. Ci sono questi flussi di aria fredda che si muovono un po' a macchia di leopardo, quindi arrivano dall'alto e appena si avvicinano alla superficie terrestre si scontrano con l'aria calda, formano dei vortici e quindi hanno questo effetto devastante di forza delle trombe d'aria.
E il meteo continua a preoccupare anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha diramato lo stato di allerta giallo fino alle ore 20 di sabato 26 luglio su tutto il territorio regionale. Ed un gruppo di 22 scout della provincia di Cuneo è stato tratto in salvo ieri sera in Val di Faè, nella zona di Vigo di Cadore. I ragazzi, alcuni dei quali minorenni, si sono trovati in difficoltà mentre tentavano di raggiungere Vigo attraverso un sentiero ripido ed impervio reso scivoloso dal fango. La squadra del soccorso alpino del centro Cadore ha raggiunto i ragazzi per riaccompagnarli uno a uno lungo la salita, attrezzando con corde fisse i tratti più difficili. Una volta alla base, gli scout hanno passato la notte nel tendone della Proloco di Lorenzago, che si è resa disponibile ad ospitarli. Le squadre sono rientrate verso la mezzanotte. Restiamo nel bellunese con l'inchiesta della Guardia di Finanza sul fallimento dell'hotel Auronzo, storica sede del Ritiro della Lazio. Un dissesto studiato a tavolino è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza sul fallimento dell'albergo Auronzo, unico hotel a 4 stelle della Vallata, simbolo per 17 anni dei ritiri estivi della Lazio, dichiarato fallito nel 2022 con sentenza del Tribunale di Belluno. 4 le persone denunciate a vario titolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Al centro una società bellunese svuotata a vantaggio del socio unico, una holding napoletana già fallita da 10 anni. Nei guai sono finiti 3 imprenditori campani e un laziale. Le indagini hanno ricostruito operazioni societarie e flussi bancari sospetti, 800.000 euro trasferiti in più tranche senza delibere né coperture legali, 1.600.000 euro in fatture gonfiate per lavori di ristrutturazione dell'albergo mai realmente eseguiti, un rimborso illecito da 250.000 euro e spese personali per 130.000 euro in viaggi, cene, soggiorni in alberghi di lusso nei luoghi esclusivi della costiera amalfitana e persino centri estetici. Il colpo finale, la vendita sotto banco di un immobile aziendale da $500.000 ceduto a un soggetto legato al socio unico con l'obiettivo di favorirne le pretese. Fondamentali le perquisizioni a Roma e Napoli. Nei PC e negli studi professionali le fiamme gialle hanno rinvenuto documentazione occultata che ha inchiodato 2 soggetti, uno campano e uno laziale, per il tentato depistaggio. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Belluno. Oggi l'albergo Auronzo è passato di mano alla società Stay in Cortina, con sede a Cortina, che l'ha acquistato all'asta, mentre la Lazio ha trasferito a Formello, poco distante da Roma, la sede del suo ritiro estivo, interrompendo una tradizione di ben 17 anni ad Auronzo. In provincia di Padova ora grande dolore a Sant'Andrea di Campodarsego per la morte di Gianna Miozzo, morta ieri dopo essere stata travolta mentre attraversava la strada in bicicletta. In segno di lutto sospesi i fuochi d'artificio della festa in corso. Si sono dati appuntamento per pregare per lei subito dopo l'incidente e lo faranno anche in serata nella chiesa di Sant'Andrea. È grande il dolore nella comunità della frazione di Campodarsego per Gianna Miozzo Donà, dove la sua famiglia e gli amici piangono per la sua tragica e improvvisa scomparsa. Erano le 18 di giovedì quando in via Bassa Prima, a una manciata di metri da casa, la donna di 67 anni è stata investita mentre con la sua bici stava attraversando la strada. Dal centro della frazione di Campodarsego sopraggiungeva un'auto condotta da un 35enne che non è riuscito a evitare lo scontro. Un impatto violentissimo sentito da tutto il paese. Molti si sono precipitati a prestare i primi soccorsi, lo stesso 35enne sotto shock, ma nonostante l'arrivo dei sanitari del SUEM 118 che hanno fatto atterrare anche l'elicottero, per Gianna Miozzo non c'è stato nulla da fare. A condurre le indagini sono gli agenti della Polizia Locale e della Federazione del Campo Sampierese. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, una notizia che a Sant'Andrea di Campodarsego si è diffusa con grandissima velocità. Gianna Miozzo Donà e la sua famiglia sono conosciutissimi e benvoluti. Una donna forte, energica, Gianna Miozzo, innamorata della sua famiglia e pronta a mettersi a disposizione degli altri gratuitamente. In parrocchia la 67enne era una catechista attenta e premurosa, volontaria della cucina della Sagra, impegnata in molte attività a servizio degli altri. Un affetto che si è allargato a tutta la sua famiglia che la piange e a cui si sono stretti tra gli altri il sindaco Walter Gallo e il Campodarsego Calcio, di cui il marito è dirigente. In segno di lutto e vicinanza, la Proloco di Sant'Andrea ha anche annullato i fuochi artificiali previsti durante la festa in corso in questi giorni.
Ed è morta dopo 20 giorni di agonia all'ospedale di Vicenza la ciclista che si era scontrata contro un SUV a Marostica. Non ce l'ha fatta Adriana Dallagassa, la donna di 69 anni rimasta coinvolta lo scorso 4 luglio in un incidente stradale a Marostica, poco distante dalla sua abitazione. A causa delle lesioni riportate è espirata al San Bortolo di Vicenza, dove era stata condotta con l'eliambulanza. La donna si trovava in sella alla sua bicicletta e uscendo da via Gobbe si era immessa in via Roma proprio nel momento in cui stava arrivando un SUV al cui volante si trovava un 47enne di Cartigliano. Il conducente dell'auto non era riuscito a evitare l'impatto con la ciclista, che era stata scaraventata sul cofano del veicolo, finendo quindi sull'asfalto, sbattendo violentemente la testa. Immediato l'allarme dato dai passanti lungo la trafficatissima arteria. Un primo soccorso era stato dato da un'operatrice sanitaria in attesa dei sanitari del SUEM 118 dal San Bassiano. Vista la gravità delle sue condizioni, era stato allertato l'elicottero che aveva condotto la ferita al nosocomio berico. Qui, nonostante le cure, dopo 20 giorni di agonia, il suo cuore non ha retto. Va a fare una passeggiata serale e non rientra più a casa. Dramma Crespadoro nel Vicentino, l'uomo è stato trovato morto dalla moglie. Crespadoro, 4 passi per prendere un po' d'aria fresca sulle colline prima di andare a dormire, ma non è più tornato a casa. Protagonista un 59enne. Non era la prima volta che usciva la sera per fare una passeggiata tra sentieri conosciuti, ma il mancato rientro ha allarmato la moglie, che nella notte è uscita per cercarlo e all'alba, in un terreno non lontano da località d'Urlo di Crespadoro, verso Contralace, ha trovato il marito senza vita. Il corpo sarebbe stato ritrovato steso a terra. Si dovranno attendere gli esiti dell'esame medico e della squadra d'emergenza arrivata sul posto. Probabilmente potrebbe essersi trattato di un malore, ma toccherà ai carabinieri ricostruire cosa sia accaduto. A Rovigo ora con la mattanza di Amine Gara, il 23enne tunisino sarebbe stato ucciso per vendetta. 5 i giovani pakistani fermati. Non si sarebbe trattato di una rissa, ma di un omicidio premeditato, una vendetta pagata con il sangue e costata la vita. Dopo appena 6 giorni gli investigatori della squadra mobile hanno fermato i 5 giovani pakistani ritenuti a vario titolo responsabili della morte del 23enne tunisino Amine Gara, avvenuta nei giardini delle 2 torri in Corso del Popolo, nel Salotto Buono di Rovigo. Nell'aggressione di sabato scorso era stato gravemente ferito anche un amico di Gara, un 30enne, pure lui tunisino, poi ricoverato in prognosi riservata. A confermare il quadro con una nota la procuratrice Manuela Fasolato. I fermi non solo sono motivati dalla gravità dei reati, ma anche dal pericolo di fuga. Non a caso il principale sospettato, indagato per omicidio premeditato, è stato fermato ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli altri 4 pakistani a cui viene contestato il concorso anomalo nell'assassinio, oltre alla rissa, sono stati rintracciati tra Rovigo e Torino di Sangro, in provincia di Chieti. A tutti viene addebitato il tentato omicidio del secondo tunisino. Una vendetta quindi, una risposta ad una precedente aggressione avvenuta il 17 luglio, in cui ad avere la peggio era stato uno dei pakistani colpito con una bottiglia di vetro. Lui però se l'era cavata con una prognosi di soli 10 giorni. La resa dei conti ha portato all'uccisione del 23enne, da anni a Rovigo e molto noto in piazza. Amine Gara è stato colpito da un collo di bottiglia infranto che gli ha provocato una lesione al fegato e al torace. Scena da Far West, sangue e urla, la 4ª violenta rissa in un mese che ha portato a un aumento di controlli e forze di polizia sul territorio nel capoluogo del Polesine. 19 milioni di tagli ai finanziamenti che sostengono l'informazione locale di radio e TV in Italia è la decisione improvvisa e senza alcuna interlocuzione politica del Ministero guidato da Adolfo Urso, mossa che mette a rischio migliaia di dipendenti in Italia e che ha portato alla mobilitazione di tutte le associazioni di stampa. Un taglio netto e improvviso del 14% dei finanziamenti, un crollo del sostegno a un mercato che vanta migliaia di dipendenti in tutta Italia in un settore cruciale, il racconto del territorio, la voce più vicina a cittadini, amministrazioni e imprese. A sorpresa, infatti, TV e radio locali si trovano a fronteggiare una nuova emergenza, il crollo del sostegno economico attraverso risorse e contributi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 140
146 del 2017. Come emerge dai decreti direttoriali dello scorso 16 luglio firmati dal direttore generale della Digital del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, le risorse complessive disponibili per le radio e TV locali commerciali e comunitarie vedono un taglio netto di 19 milioni di euro. Il tutto, come riporta un comunicato di Confindustria, Radio Televisioni, Aeranti Corallo e Alpi, nel silenzio totale di qualsiasi interlocuzione politica con il dicastero retto dal padovano Adolfo Urso. A tutto ciò si aggiunge, ed è il paradosso che rende grottesco il taglio del sostegno a radio e TV locali, mentre la carta stampata vede aumentare la propria dotazione di un tesoretto di 50 milioni di euro. Questa situazione, come è chiaro, mette seriamente a rischio la sopravvivenza delle imprese del settore, che già affrontano sfide significative nel tentativo di rimanere competitive in un mercato dominato da soggetti di grandi dimensioni con risorse enormi. Weekend da bollino nero sulle autostrade. CAV Concessioni Autostradali Veneti ha stimato la presenza di oltre 700.000 veicoli, illustrato oggi il piano per la mobilità estiva. Per il fine settimana Concessioni Autostradali Venete si attende un transito tra i 705 e i 715.000 veicoli sull'intera rete, il che significa sostanzialmente previsioni di traffico intenso che saranno prevalentemente nella giornata di venerdì, oggi e di sabato, in direzione Trieste, e poi domenica per il traffico di rientro in direzione di Milano. Secondo CAV saranno 15 le giornate da bollino rosso per traffico intenso a partire da questo weekend fino alla fine di agosto. Sono prevalentemente le giornate di esodo verso il litorale e poi dopo Ferragosto principalmente quelle del controesodo per il rientro. Dopo queste le giornate da bollino rosso significano traffico intenso, possono quindi verificarsi dei rallentamenti, in qualche caso anche delle code. Per questo è stato potenziato l'organico in servizio e una serie di attività utili a garantire la scorrevolezza del traffico, l'informazione tempestiva all'utenza e la risoluzione rapida delle emergenze. Abbiamo incrementato le pattuglie di polizia stradale in modo quindi da garantire la sicurezza quindi agli utenti e anche con la nostra visibilità, quindi per non fare solo repressione ma soprattutto prevenzione. Per viaggiare al meglio sarà comunque importante osservare determinate regole. Il consiglio principale è quello di usare la massima prudenza e la consapevolezza di tutti i nostri comportamenti. Questo già prima di mettersi in viaggio, controllando l'efficienza del veicolo, il livello di pressione dei pneumatici e la sistemazione dei bagagli, anche di collocare i bambini negli appositi seggiolini omologati in base al peso e all'altezza, e durante il viaggio rispettare i limiti di velocità, soprattutto nelle giornate come quella di oggi di pioggia, ricordare che il limite di velocità in autostrada non è 130 ma si abbassa a 110 km/h. Occupare la corsia più libera di destra, mai quella di emergenza, segnalare sempre i cambiamenti di direzione con gli indicatori, mantenere la distanza di sicurezza. Attenzione poi ai furti nelle aree di sosta. Il consiglio è quello di parcheggiare in zone sempre le zone più visibili, magari anche quelle dove ci sono delle telecamere, non lasciare i bagagli, gli oggetti preziosi e denaro a bordo del veicolo ma portarli al seguito, ancora meglio lasciare uno degli occupanti che vigili il veicolo, anche perché si sta sempre più diffondendo il furto attraverso l'utilizzo dei jammer, che sono degli inibitori che vanno a interferire con le frequenze del dispositivo di chiusura centralizzata del veicolo. Anche quest'anno CAV ripropone l'iniziativa di Guida Sicura, che prevede fino al 17 agosto tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica l'offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest. Spedizioni punitive e rapine ai danni di minore, 2 diciannovenni per cui il Tribunale di Padova ha chiesto il processo.
Rischiano di finire a processo e sarà il giudice in sede di udienza preliminare a deciderlo. Hanno entrambi 19 anni, la ragazza e il ragazzo, che la prima il 29 e il secondo il 23 di settembre dovranno rispondere di reati gravissimi in tribunale a Padova. La 19enne, che vive nell'Alta Padovana ed è anche destinataria di un DASPO firmato dal questore Marco Dorisio, è accusata di aver organizzato lo scorso marzo una vera e propria spedizione punitiva ai danni di 2 quindicenni con l'aiuto di una tredicenne e di una quindicenne, entrambe segnalate al Tribunale dei minori di Venezia. Secondo quanto ricostruito dalla procura, la giovanissima avrebbe atteso l'uscita da scuola le sue vittime, ree di aver parlato male di un ragazzo, per poi picchiarle con calci e pugni, ripresa da diversi telefonini. Per questo è accusata di minaccia, lesioni volontarie e rapina pluriaggravata. Agiva invece supportato da 5 guardie a spalla il 19enne di origine senegalese ma residente a Padova, accusato di 2 rapine ai danni di altrettanti quindicenni avvenute nel centro città per il magro bottino di 10 euro in contanti e di una sigaretta elettronica. Identificato dai carabinieri, per lui la procura di Padova chiede il rinvio a giudizio per l'accusa di rapina aggravata. Buone notizie per un luogo simbolo di Bassano del Grappa e del Veneto, è il Tempio Ossario. Sentiamo. Eccolo qui, il documento protocollato partito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che conferma l'avvio dei lavori di risanamento e restauro conservativo del Tempio Ossario e delle torri campanarie di Bassano. Quanto avevamo anticipato da questi microfoni è scritto nero su bianco. Il lavoro si fa con soddisfazione del Comune di Bassano che in questi mesi ha portato avanti le trattative. Da parte loro c'è la volontà di iniziare i lavori di riqualificazione di questa importante struttura. Una progettazione veramente importante, stiamo parlando di circa 9 milioni di euro in totale per la sistemazione del Tempio Ossario, però intanto iniziamo con la sistemazione della facciata principale e anche della parte interna della stessa. L'obiettivo è rimuovere le transenne esistenti e riportare alla luce l'intero prospetto dell'ingresso frontale, sistemando anche le decorazioni sui 3 portali, raffiguranti al centro il Redentore a cui è dedicata la chiesa, ai lati i patroni della città, San Bassiano e la Beata Giovanna. Hanno fatto un monitoraggio complessivo dell'edificio, ci sono anche le torri campanarie che necessitano di interventi urgenti, però da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è la massima attenzione, quindi finalmente dopo anni c'è un governo che ascolta il territorio, dà delle risposte, ma soprattutto ci hanno messo nero su bianco che entro ottobre dovremmo avere il progetto esecutivo e entro fine anno dovrebbero partire i lavori, quindi ci auguriamo veramente di vedere quanto prima partire i cantieri davanti alla struttura del Tempio Ossario. Sarà la stessa struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a dare tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure. Da parte delle autorità competenti fino ad ora c'è sempre stata la massima disponibilità, sia per questo argomento importante che è il Tempio Ossario, ma abbiamo visto anche nei giorni scorsi anche sul tema del Tribunale da parte del Governo, abbiamo sempre avuto la massima disponibilità nel collaborare, quindi Bassano non è più una realtà isolata, ma una realtà che sa comunicare, sa creare i giusti collegamenti per dare risposte. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.